Bentornato Futsal Serie A2 Elite Girone B, prima giornata, debutta in casa il GG Teamwear Benevento 5 che qui in un palatedeschi deserto ospita il Labor Vetro, Circolo La Nebbia, Cus Molise. Tutto pronto, arriva anche il fischio, parte la gara. Intanto Joãozinho recupera palla, occhio a Joãozinho che apre il mancino sul fondo tra il Cus Molise che ha vinto sul campo del Frosinone e poi ha perso sul campo del Formi. Intanto si gira bene Caruso col sinistro, tra 19 la squadra allora guidata da Carlo Cundari. Intanto Caruso, l'assist per Bolognino che serve Renoldi che non sbaglia. 1-0 il primo gol in campionato è per Vitor Renoldi che sblocca il punteggio dopo neanche 2 minuti da sotto. Occhio con 3 contro 3, si allarga anche Joãozinho che carica il sinistro il fondo. Montefalcone avanza, calcia sul fondo, ancora Soto intercetta De Crescenzo che calcia col sinistro sul fondo. Altra chance per il Benevento, mette giù intanto Abdala, spazio Luquinhas, ancora Abdala, la sterzata del 10 che poi calcia, bravo Vinicius, ci prova Zonta, palla fuori per la deviazione sul destro di Zonta. Joãozinho mezza 2, va via Joãozinho, giocata anche su Caruso, occhio al Cus Molise, la sterzata, il destro, il gol, il pareggio di Soto, gran gol del numero 8 dopo la grande giocata da parte di Joãozinho. Renoldi calcia col sinistro sul fondo, parte Rafinha con il destro, Vinicius respinge, la tira in campo secondo gli arbitri, velo di Renoldi, Rafinha, Vinicius, la palla resta lì, meglio il numero 10, occhio che è un 3 contro 2, si allarga Palmeggiani, viene servito Ferroni che vuole Palmeggiani e poi in estirata Rafinha, Montefalcone sulla deviazione di Rafinha che ha rischiato l'autorete. Bolognino va a duellare ancora con Joãozinho, accelera Bolognino, palla che passa, Luquinhas, spalle la porta, Renoldi, ancora lui, Vitor Renoldi, doppietta per il brasiliano col numero 11, sempre sull'accelerazione di Bolognino. Uso passaggio lungo Vinicius, lancio lungo, la palla resta lì, attenzione Palmeggiani sul fondo, Montefalcone che calcia lungo, arriva il gong, finisce il primo tempo, Benevento 5 avanti 2-1 sul Cus Molise di La Calamita, ripartono le ostilità. Rafinha con il destro sul fondo, Luquinhas a parti invertite. Intanto qui Montefalcone su Cullani, l'MVP fin qui del match Renoldi. Tanto Luquinhas fa tutto bene, fa scorrere bene il pallone. Cullani lotta, perde palla, Zonta va via, l'assist per Caruso, Vinicius dice di no, Abdala, Caruso 1-2, Abdala, Vinicius, ancora Abdala, ancora Vinicius, controllo difettoso, capisce tutto Palmeggiani, giocata qui del 13, va via Palmeggiani, l'assist per Dilisio e poi Palmeggiani sul fondo dopo la parata di Montefalcone. Che occasione! Bolognino di Serie B, ancora Bolognino in avanti per De Crescenzo, la palla è per Caruso, la giocata Caruso, gran gol di Umberto Caruso, ha saltato Vinicius, l'ha depositata in fondo al sacco, primo gol di Umberto Caruso con la maglia del Benevento. E poi Lazio Soverato a completare. Intanto qui Bolognino, va via Caruso, Vinicius, poi la deviazione di Joãozinho, occasione per il 4-1, prima giornata. Palla ancora per Caruso che sbuca in area di rigore e fa 4-1 sul corner di Vitor Renoldi, doppietta all'esordio per Caruso. Attenzione al tentativo di Ferroni, bravo Montefalcone, ancora fuori Rafinha, deviato, Cullani, salta Luquinhas, salta anche Abdala, attenzione a Cullani, l'assist per Ferroni, Montefalcone, poi il gol ancora di Soto, doppietta per il numero 8 che fa 4-2 e dà un po' di pepe a questo finale a 3:30 dal termine.
La partita finisce qui, arriva il gong e arrivano i primi 3 punti per il GG Teamwear Benevento 5 che batte un ottimo Labor Vetro. Circola la nebbia, Cus Molise per 4-2, decidono le 2 doppiette di Caruso nel secondo tempo e di Renoldi nel primo.